Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben ritrovati, ultimo appuntamento settimanale di Buongiorno 131. Chiaramente sono con Francesco che sta cercando qualcosa. Cosa stai cercando? Fatti tuoi, buongiorno. Non ho capito. Grande faccio. Buon dire buon quasi fine settimana. Facendo i conti al prossimo, ma non ho capito. incredibile. No, stavo guardando una foto Ecco. per capire dove fosse il nostro primo ospite di oggi. Cioè, se ci fosse e nel caso dove Dovrebbe fosse essere seduto. in alto a A destra, sì, infatti. Hai visto? Infatti. Questa diretta non so, ringraziate gli ospiti per le emozioni che ci hanno dato. Grande Robert. Grande Bilancizio. Come stai? Spero tutto bene. Senti, la mia voce è sempre peggio, attenzione. Purtroppo, vedi? Tu? Sì. Mi sa che stasera te ne vai da solo all'allenamento del Così, Cagliari. Capito? No, aspetta, ma Tra io sto vedere bene. e non vedere, sì, No, dicevano tutti ci so- così. No, ci sono Anche i il paziente postumi. zero del Covid diceva, no, ma io sto bene. E poi, Beh. e poi, Chiaramente ci sono i post, quindi vabbè, postumi. così. No, i post. I postumi, no. I post. Adesso I metto post i post e sui vari i social. topic. Allora, Yeah. grande LDL, grande, alla grande. C'è lo zampino di Luca in queste ospitate. No, io ormai ho solo un ruolo laterale. Beh, si è fatto anche un account per farsi i complimenti da solo, vedi? Nel frattempo che sono in diretta. Luca è lui stesso in certo. realtà, cioè ha creato un bot A fianco? Esatto. per... Poveri noi, Cioè, poveri noi. Saremo così, vero? Grande Sergio, complimenti. Allora, ricordiamo, like al video, se riuscite condividete. Se volete abbonarvi, ricordiamo che stasera ci sarà Fanta 131, quindi andremo un po' a fare un recap sul Fantacalcio, quindi appuntamento anche stasera alle 19. E poi chiaramente state comodi per chi ci sta seguendo su Spotify o per chi ci sta seguendo in differita, mettetevi comodi perché oggi ci divertiamo tanto. Sblocchiamo dei ricordi. Ieri abbiamo parlato di un Cagliari, l'abbiamo menzionato e oggi ritroviamo uno degli artefici di quel Cagliari 93-94 Coppa UEFA. Quando io ero un po' più grande di te. Ora ci siamo anche allineati. adesso, ricordati. No, ci siamo Lo sei allineati. anche adesso, quindi insomma non è No, che perché le mentre cose vai cambiano. avanti, no, c'è sempre una sottile di piano, fra 10 Sì. anni avremo la stessa età. Sì. Guarda, credo che avremo la stessa età solamente in cimitero, quindi vai tranquillo. Per cui non sono Luca Di Leonardo, ma l'accostamento mi onora. Attenzione. Alla fine LDL di che anno è? Presente le guerre puniche? Lui c'era già. Lui c'era già. Lui era il cronista delle guerre puniche, poi si è... perché è un vampiro, Luca Di Leonardo, dovete sapere.
Fu, quello sì. Adesso non più, finiti quei tempi. Ah, finiti i tempi. All'imbianchino che vi sistema i muri di sonda. Hai visto? Ogni mattina vengono alle 8:15 e mettono tutto a posto. Sì, Quindi fanno sì. i lavori. Oggi da Francesca era un po' più in ritardo. Guarda come va nel nulla, come si perde nel nulla il mio dito. Che tipo Luca erano, costruiva nuraghi anche. Sì, effettivamente. Lui ha fatto i soldi con i nuraghi, Luca. Poi se li ha sperperati tutti appena hanno inventato la birra. Quindi Ah, vabbè, Marco. non è allora vero, non beve manco. A posto, sono più piccolo del 72. No, vabbè, molto semplice, ragazzi. 77, molto semplice. 48. Così l'abbiamo svelato. Non c'è problema. Sta Dan. Che dolore! Il muro del Come pianto, dice- bellissimo. Esatto, il muro Poi del sta- pianto. Sì, in effetti io Quello c'ho a un po' fine di mese, pianto. a fine mese, per i conti e le cose. Quello effettivamente è abbastanza. C'è un pianto Greco? sulla Il pianto coppetta, greco. mettiamola così. Ieri c'è stata una bellissima scoperta Sì? della coppetta. Puoi dirlo, dai, puoi dirlo, puoi spoilerare un po' la Allora, situazione. possiamo dire una cosa, ci sarà, l'idea era oggi di svelare il calendario della Coppa Tramazza, però c'è stato un piccolo problemino tecnico, nel senso che noi eravamo Non convinti, dipendente da noi, esatto, eravamo convinti sia che il chiaro. tutto fosse in automatico e invece mi hanno fatto andare avanti e a un certo punto c'è stato il blocco totale e quindi andrà fatto in maniera manuale. Quindi siamo 488 squadre attive e quindi andrà fatta in maniera manuale. Quindi mi servirà un po' di tempo. Abbiate pazienza, promesso ci sarà. Cascasse il mondo, ci sarà. Però mi serve un po' più di tempo. Quindi Vabbè, l'idea tanto di abbiamo farlo 10 stasera- giorni ancora, Sì, quindi non è... però mi Non è muovo come se problematica. fosse a breve, perché poi succedono sempre le situazioni e ti ritrovi il venerdì a non aver ancora fatto niente. Quindi assolutamente. Abbiate pazienza, ma ci sarà. Ricordiamo che dalla settima giornata inizierà anche la Coppa Tramazzo. Così e Esatto. ci saremo anche noi. All'inizio avevamo pensato di farci fuori, però invece niente da Per una fare. mera questione numerica in realtà, Sì, non no, perché no, non ci volessimo... era giusto Non perché non fare- volessimo competere. No, era giusto per fare un passo indietro chi organizza e dare la possibilità a tutti gli utenti di partecipare, semplicemente per quello, altrimenti, però pare, non lo sappiamo, io non dico più, ormai non dico più niente, dovremmo essere inseriti anche noi, altrimenti ci sacrificheremo per la causa, giusto Fra? Esatto, Quindi- esatto. Tanto quest'anno fa talmente schifo, quindi... Stai già piangendo, È la verità. Veramente 6 partite e ancora È la lungo. verità, è la verità. Una pena, una pietà proprio. Vabbè, lasciamo Vabbè. perdere. Comunque, No ritorniamo un comments. po' il discorso Cagliari. Ieri è ritornato ad allenarsi, ci sono sempre i soliti 6 giocatori in personalizzato, ovvero Rog, Gaetano, Rodriguez, Zappa, Mina, Radunovic. Mi sto dimenticando di qualcun altro? Pintus. Pintus, esatto, e gli altri. E questi sono i giocatori indifferenziati. Ricordiamo che Obert, Luvumbo, Kilixoi, Idris e Palestra sono in nazionale e che stasera dalle 16 ci sarà l'amichevole contro il Cagliari Under 20, porte aperte, quindi se non avete... Io non ho numeri, è già sold out, sai qualcosa? C'è ancora la possibilità di accreditarsi? Ignoro, sinceramente non Comunque, sono... provateci perché comunque Non è sono giusto, sul visto pezzo. che sono situazioni che capitano ogni tanto, è giusto anche... Tanto vai da solo, quindi... No, Visto vieni che con me. sei... Ti vengo a visto che prendere io. sei- Visto che sei... ti vengo a prendere io. Mobadio, come si Oh, suol dire. Anche la macchina bella pulita, sanificata, la ritiro alle 2 e Sicuramente mezzo, meglio così non della c'è mia. problema. Guarda, Così c'è non c'è disponibilità problema. ancora, dice. Ok, quindi prendete gli ultimi posti, veniteci a trovare. Sto guardando Così. adesso. Perfetto. Allora, Sì, li fa poi, prendere poi. senza problemi. Ok. Ecco, che attenzione, c'è attenzione. Si possono pagare gli arbitri per avanzare un po' in coppa. La mia squadra è un disastro. Ma c'è il mercato aperto. Sfruttatelo.
ci sono 4 cambi, non sono tantissimi, però si possono fare delle cose interessanti. Ieri Fra mi ha fatto vedere degli scambietti, niente male. Così te li gufo poco poco. Sempre L'hai già, simpatico. Sempre simpatico. l'hai già Pindaccio. fatte in automatico? Li hai già fatti? Che cosa? Oppure quelli che mi hai fatto vedere? Ma sei pazzo? Ah, allora no. Ma io aspetto Bisogna ancora. aspettare gli infortuni eventuali delle nazionali. Io ascolto O i Luca Di recuperi. Leonardo, Ecco, anche, se fai anche se non male. sembra. Anche se non sembra. No, ma anche perché purtroppo sono cose reali. Rodriguez non ha ancora recuperato. Quindi vediamo un po' questi giorni che Ever non ha ancora debuttato. Attendiamo. A volte, ecco, leggi. Io non riesco a leggere. Sì? Io sono Raimondo, ovviamente. Beh, lo so, Perché non ho i capelli, è più facile quello. Cioè, per era anche una più volta è anziano, più in effetti è semplice. vero. Era anche più anziano, quindi ci sta. Allora, io Non stavolta li ho commenterò. fatti 3 su 4 perché la volta scorsa purtroppo aspetta e mi è scaduto il tempo. Beh, certo, Così è ovvio, così, è esattamente l'opposto. Allora, vedo che c'è e che è collegato, però non prende. Aspetta che scrivo un attimino. Browser ha bloccato. Poi che lo consenti. in che lingua stai parlando, scusa? No, mi ha mandato il browser, ha bloccato il microfono e la videocamera. Bene. Riprova. Aspetta. Vediamo un attimino perché è un po' in ritardo perché gli ha bloccato. No, non puoi partecipare senza microfono, quindi quello no, sicuramente. Vediamo un po' se mi ha letto. Ok, attendiamo. Allora, nel Bene. frattempo vedo un altro po' di messaggi. Mi pare che abbiamo risposto a tutti. No, c'era ecco. Ragazzi, dai, su, fate da bravi. Forse parla del Cagliari Futsal, Ah, ecco. cioè Perché calcetto, ma secondo me andrà in Kings League. Ho probabilmente. questa sensazione. Sì? Vabbè. Sì, mi dice, vedi. Con la squadra del Faina? Non lo so questo, non ho idea, però se c'era questo rumors. Dice che gli fa problemi. Aspetta, provo a cambiare. Tipo Chrome. Nel frattempo anche Fra è uscito, sono usciti tutti. Attenzione. Mi sono ritrovato da solo. Sto cercando di far entrare Andrea Cocco. Vediamo un po', Francesco. Ho capito cosa è successo. Non ho capito Non cosa lo è so, io successo. mi sono ritrovato da solo. No, 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 anch'io ho visto, è sparito, poi, cioè, non vorrei che fosse una di quelle giornate simpatiche Sì, dove la in cui connessione... No, StreamYard... esatto, lo sai che... Mi sembra una di quelle perché giornate... possiamo dire che in 7 settimane, Buongiorno 131, non era mai successo un blocco 8 del browser. settimane. 8? 8, Ottava? sì. Ah beh, certo, Sì, sì. 32 Perché oggi. è lunedì, certo. Puntata Ottava 32. settimana. Non era adesso vediamo se riesce a cambiare browser. Perché è in Ok, macchina. attenzione, attenzione. Ecco, Eccolo! vedi. Eccolo! Buongiorno a Eccoci qua. tutti, Grande Benvenuto Andrea. Andrea Cocco, come stiamo? grazie. Tutto bene, voi? Tutto bene. Tutto Ora che ti bene? abbiamo recuperato, benissimo. Grandissimo. Perché insomma, Allora, Luca aveva un po' di panico, aveva paura che non problemi. riuscissi a collegarti. Quindi oggi stava facendo di StreamYard tutto. ci fa la beffa. Grazie mille Andrea per aver accettato l'invito. È un piacere. Come è un stai? piacere. Come stai? Tutto bene, un po' stanco ma bene. Sono di Allora, ritorno da ecco, dici un po'. Coverciano, quindi ho 3 giorni intensi di lezioni, quindi bene. Abbiamo visto anche qualche immagine. Non so se sei tu, ma in alto a destra. Sì, siamo noi. Esatto. Ci hanno grande. permesso fortunatamente di assistere all'allenamento della nazionale, quindi siamo stati felicissimi di E com'era? di questa occasione. Bello, molto bello. Gattuso, bello grintoso, eh? Sì, poi si è fermato a parlare con noi a fine allenamento una ventina di minuti. È quello che appare alla fine nelle interviste in TV, uno vero, uno genuino, uno che sta puntando tutto
sul gruppo, sull'entusiasmo, sul cercare l'entusiasmo che magari si era un po' perso e Sì. questo è quello che ha in testa lui, diciamo. Fra? Com'è questa nuova avventura, insomma, da allenatore che, visto che hai messo fine alla tua carriera da calciatore, lunga, bella, ricca di soddisfazioni, hai chiuso in bellezza, poi di fatto portando in Serie D il Monastir. Com'è adesso vedere gli altri che giocano mentre tu dai ordini? Che questo è un po' No, il cambio. per il momento ancora non sto allenando, se non per questa accademia che abbiamo messo su insieme a Esatto. Simone Aresti di allenamenti personalizzati ai ragazzi che mi sta piacendo veramente tanto. Quindi spero che vada avanti e che prenda piede. Però per il resto guardo ovviamente mila partite a settimana, però ti dico la verità non mi manca, ero forse arrivato al limite. Ecco, è evitato, diciamo così. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro anche dal profilo Instagram appunto della nuova Academy. Interessante poi appunto questo aspetto, no? Accademia per i portieri e se ne occupa Simone Aresti. Per tutti i giocatori di movimento invece ci pensa Andrea Cocco. Come sta andando questo inizio Dico, di... sta andando bene, comunque siamo 3 settimane che abbiamo iniziato e non ci possiamo lamentare. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di dare, attraverso la nostra esperienza sul campo, di aiutare i ragazzi nella crescita a livello tecnico e non solo tecnico, ovviamente anche caratteriale, a livello di motivazioni. Comunque sia, è un percorso molto complicato quello che i ragazzi intraprendono quando si gioca a calcio e quindi vogliamo aiutarli nel migliorare, dargli gli strumenti, più strumenti possibili per arrivare magari a raggiungere il loro sogno, ma anche se non dovessero farlo, comunque sia, a dare il massimo delle loro potenzialità. Assolutamente, aperto a portiere ai giocatori di movimento dagli 8 anni in su, quindi se Luca Di Leonardo volesse venire può venire, giusto? Perché non c'è un limite di età, giusto? No, non c'è un limite d'età. Infatti, per le lezioni one to one non c'è, cioè, c'è un limite dagli 8 in su. Per il resto, per i gruppi che infatti di questo Open Day, anche per i più piccoli, diciamo. Ecco, Ok. ecco, no, perché è giusto fondamentalmente, tra l'altro ieri è stato il nostro ospite Ciccio Esposito che insomma hai giocato con lui nei tuoi Ah, primi sì. anni di carriera al Cagliari, anche lui come sai ha un'Academy, l'hanno chiamato. Capito, Esatto. capito. E dicevo anche lui come sai ha un'Academy e lui diceva cioè uno degli aspetti principali del suo ragionamento appunto da allenatore, da formatore quindi era quello, è inutile lamentarsi se il calcio italiano non produce più talenti di un certo Sì. tipo se fin da quando sono ragazzini, bambini addirittura, tu vai a privilegiare l'idea della struttura fisica, perché allora a quel punto è inutile che poi vai a lamentarti. Tu pensa Guarda, a questo discorso in Sardegna, quindi come la pensi tu? questo discorso cade a pennello perché allora, la mia idea inizialmente era ovviamente quella di, secondo la mia idea, le 3 ore di allenamento settimanali in una scuola calcio erano un po' poche per la velocità del calcio di adesso. Quindi in più non si gioca più per strada, quindi queste ore vanno levate e quindi i ragazzi comunque sia rimangono indietro. Nelle 3 ore poi che si fa in una scuola calcio, anche per il numero molto alto, diciamo, il contatto col pallone è relativamente poco, perché alla fine su un'ora di allenamento i ragazzi toccano il pallone sui 13-14 minuti. Quindi è un aspetto dove si deve migliorare. Quindi se io aumento le ore di lavoro, di tecnica, di tattica ovviamente individuale, aumento anche le probabilità di migliorare. Su questo aspetto qua, poi è stato proprio in questi giorni abbiamo discusso a Coverciano con i professori e loro comunque sono della stessa idea. Si sta tralasciando l'aspetto tecnico per poi prendere in considerazione l'aspetto che ne so, atletico o della struttura. Però prima noi comunque sia il calcio italiano era perché la loro forza era che aveva giocatori tecnici e quindi faceva la differenza, abbinate poi alla tattica, dove comunque sia siamo maestri, facevamo bene anche in campo internazionale. Ciò non sta più avvenendo, anche perché magari
come dicevi tu, si sta tralasciando la tecnica che secondo me è la base. Io personalmente ti dico, non avevo grandi doti atletiche incredibili che spiccavano. Me la sono cavata perché comunque tecnicamente sono migliorato negli anni attraverso gli allenamenti. Sono migliorato tecnicamente e quindi ho potuto fare un certo tipo di carriera che magari se non avessi avuto la tecnica non avrei potuto fare. Certo, certo. No, credo che questo sia veramente fondamentale poi anche appunto in un discorso di programmazione futura, perché lo sappiamo benissimo, i risultati proprio del calcio italiano, non solo delle nazionali, ma poi alla fine anche a livello di club, cioè quando una squadra italiana arriva in fondo, tendenzialmente ha un'ossatura fortemente straniera, insomma credo che su questo non ci siano molti dubbi, e quindi poi alla fine, no? Continuano ad esserci queste enormi discrepanze a livello tecnico, a livello proprio anche di rendimento tra magari le prime 2 o 3 squadre del campionato e le altre, sia in Serie A che in Serie B che nelle altre serie. Tra l'altro poi tu hai giocato ovunque, perché hai giocato dalla Serie A all'eccellenza, quindi le hai fatte tutte. E, quindi ti chiedo, ecco, appunto, prima di cambiare poi magari di focalizzarci anche su Cagliari e sulle squadre singole, ti chiedo com'è cambiato in generale il mondo del calcio da quando hai iniziato tu, fondamentalmente 20 anni fa, si è affacciato alla prima squadra del Cagliari. Cioè tu sei passato veramente dal calcio di Zola al calcio odierno, in cui, insomma, com'è cambiato? No, beh, sicuramente è un calcio sicuramente più veloce rispetto a prima, quello senza dubbio, è più fisico. Qua ora si ricerca prima l'atleta, prima si ricercava magari un po' più il giocatore, poi veniva l'atleta, ovviamente deve avere anche le doti fisiche, però ora se uno è veloce, se uno ha resistenza, se uno strappa, magari prende più l'occhio di uno che magari fa un assist o fa una giocata di qualità. Quindi magari è un po' questo. E sicuramente la mentalità magari dei ragazzi è cambiata, sono un po' più distratti. eh, Secondo me fanno un po' fatica al sacrificio, sono un po' meno devoti al sacrificio rispetto a prima, diciamo così. Luca? E io allora proprio su questo me lo devoti perché vabbè ci sono la funzione sociale, ecco ne parlavamo ieri con Mauro Esposito, le academy che comunque ti danno anche un'educazione allo sport, perché comunque è importantissimo lo sport, hai ricordato bene tu, magari noi da piccoli giocavamo in piazzetta, ora è scomparso il discorso della piazzetta, è più facile vedere un ragazzino con un telefonino rispetto con un pallone in mano, questo è un po' Esatto. quello che è cambiato. Il Ma calcio guarda è che cambiato. Dimmi, vai Andrea. sì, infatti, guarda, molte società stanno anche cambiando, tipo il Pescara ha introdotto una figura che fa allenamenti solo di tecnica, quindi i ragazzi a turno dalle Esatto. Infatti categorie lui fa solo tecnica, introducono. Mauro Esposito. Esatto, quindi è una figura che è già un passo in avanti, significa che si sta riprendendo a riprendere la tecnica come la base del giocatore in Italia, che è un po' quello che manca, perché manca il talento. Il talento, sì, il talento ci cresci poi, ovviamente, ma poi lo devi anche alimentare, lo devi Certo. allenare, non basta. Beh, è sparita un po' la figura dei fantasisti. Ne abbiamo avuto tantissimi in Esatto, Italia. Ora, se vedi il fantasista quasi lo blocchi. No, occhio a non tenere troppo la palla perché devi esatto, perché ora ti verticalizzare, dicono attaccare gli scarica subito, spazi. non Esatto. girarti, ma Te- come significa? Ma lascia stare il ragazzo, falli usare la fantasia, fallo Esatto. esprimere per le sue qualità. Poi se sbaglia e non vince la partita o non vince il torneo, non fa nulla. Non è quello l'obiettivo degli istruttori o delle scuole calcio. L'obiettivo è quello di far crescere il ragazzo e portarlo a raggiungere il suo sogno, il suo obiettivo e dare il meglio di sé, anche se poi non raggiunge la Serie A. Non importa se gioca nelle categorie inferiori, l'importante è che dà il meglio di se stesso e lui è contento e felice. È vero, Sì, sì. assolutamente. Cioè, la ricerca del risultato a tutti i costi È che un'ossessione vengono. l'Italia, è un'ossessione. E infatti ha portato comunque delle conseguenze che tutti vediamo. Quindi speriamo ecco, che questa Ci sia un situazione. cambiamento, Esatto, ci speriamo. sia anche un ritorno al passato, tra virgolette, che sembra figurati ritorno al passato, però le vecchie abitudini sicuramente erano migliori, soprattutto per i giovani. No, E noi abbiamo.
Cioè, io pensando a tutti i fantasisti, tutti i 10 che ha Incredibile. avuto il campionato italiano quando noi eravamo ragazzi, no? Sì, Eh, che cioè, bello. se fossero stati divisi per ogni 5 anni, uno Esatto. ogni Ma mi 5 anni, dici adesso qual è saremmo a stato posto. l'ultimo talento in Italia, in nazionale? Qual è stato? Beh, col 10 Cassano. sicuramente sì, L'ultimo è probabilmente stato Cassano, Cassano. Cassano. Sì, Perché Cassano, poi c'è la sì. Tosi, c'è la Del Piero, c'è la Baggio. L'ultimo è Cassano, ma Cassano quant'è che Da quando è che manca? ha Quant'è che ha parecchio direi. smesso? da Quindi Sì, c'è. tanto tempo. anche perché ci sono stati dei giocatori che potevano, ma alla fine, ma non è che non hanno avuto la Sì, testa per andare certo, ovvio. avanti, quindi potevano, ma alla fine non sono stati, e poi alla fine paghi le conseguenze. È più un discorso operaio quasi. E quindi il calcio però è anche fantasia, che viene persa completamente e speriamo che adesso ritorni un attimino, ma mi pare che ci siano i presupposti, soprattutto per voi perché Andrea, ieri ce l'ha detto Mauro, ma non è stato il primo, c'è proprio questa, magari anche a livello di Coverciano, questo cercare di ritornare alle elementari, come si suol dire, il calcio elementare, tecnica, divertimento, Ti senza dico, essere secondo me necessariamente loro legati al risultato. si sono Beh, accorti e finalmente direi. stanno tornando su quella direzione là, perché sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato e già che si sono accorti dello sbaglio è tanta roba. Poi bisogna vedere nel concreto, perché ovviamente i risultati non possono arrivare nell'immediato, è un lavoro Certo, che va a lungo termine. assolutamente. Fra? No, Andrea, iniziamo a parlare un po' di Cagliari, dai, perché fondamentalmente è chiaro che la sosta poi diventa un'occasione per fare dei primi bilanci, anche se poi chiaramente dopo solamente 6 giornate è presto. Quindi ti dico, ti aspettavi questo inizio di campionato così performante, 2 sole sconfitte contro Inter e Napoli, di fatto, insomma, le più forti Una, sì. dell'otto della Serie A. Come può procedere secondo te la stagione del Cagliari? Sicuramente non mi aspettavo un inizio così, perché comunque sia Mister Pisacane è partito bene, senza ombra di dubbio. Il Cagliari che partiva così io sinceramente non me lo ricordo. Quindi è partito bene, sta dando un'identità ben precisa alla squadra, ha ricreato anche quell'entusiasmo che secondo me un po' si aveva riportato a Ranieri, però un po' mancava negli anni e quindi lui è stato bravo in questo e a me sta piacendo. Ovvio, non si può sempre dominare la partita, non si può sempre dominare il gioco, però ci sta che magari soffri nell'arco di una partita come è successo magari a Udine, come è successo, vabbè, l'Inter la tiriamo fuori, come è successo col Parma, una parte di partita. Sono aspetti che ci sta, però ha tutto il tempo, magari anche con questa pausa, di poter migliorare sotto questi aspetti e fare degli accorgimenti. Ovvio che secondo me la perdita di Belotti è una perdita molto molto pesante. Ecco, parliamo proprio di Sì. Belotti perché chiaramente è arrivato anche con un po' di scetticismo, perché insomma oramai lo possiamo dire senza problemi, invece in 2 partite tra appunto Parma e Lecce ha dato un contributo fondamentale al Cagliari e poi quel maledetto infortunio contro l'Inter. Quanto peserà secondo te l'assenza del Gallo da qui a insomma, sicuramente marzo-aprile? L'augurio di tutti e l'auspicio di tutti è che possa tornare in campo per le ultime giornate, come dicevamo anche tempo fa, non tanto per dare il suo contributo, perché vorrebbe dire che il Cagliari è già salvo, quanto per riprendersi in vista della prossima stagione. No, sì, infatti questo glielo auguro anche perché io ho giocato insieme a lui all'Albino Lef e lui ha Infatti. esordito in B quando io stavo a Bergamo, quindi lo conosco e gli auguro una pronta guarigione. E il Cagliari sicuramente, per come era partito Belotti, sicuramente secondo me perde tanto perché era un punto di riferimento, stava tornando, no, stava bene fisicamente, stava segnando, quindi sicuramente ora non trovarselo più sarà un problema, ma penso che mister Pisacane troverà sicuramente le soluzioni giuste. A me piace tanto Borrelli, che ho giocato con lui anche a Pescara, quando l'ha tirato in causa ha fatto sempre bene, ha risposto sempre presente, quindi secondo me Borrelli insieme poi al ritorno anche di Pavoletti
sicuramente il mister troverà una soluzione più consona alla mancanza di Belotti. Su Borrelli, Andrea, perché ieri Mauro ha detto, anche lui lo conosce perché l'ha allenato Sì, a ai Pescara tempi quando della eravamo primavera del insieme. Pescara, esatto, no? E diceva, lo conosco bene, so quello che vale, so quello che può dare a questo Cagliari, non bisogna però probabilmente esagerare con le responsabilità da affidargli, anche se poi in realtà lui a Udine ha risposto in maniera precisa, cioè poi tu da ex attaccante sai perfettamente quanta No, pressione esatto. ci sia, no? Sulle spalle del centravanti. Alla prima occasione, in realtà era la seconda titolare, però la prima dopo l'infortunio di Belotti, subito tac, gol, uno tra i migliori in campo. E quindi chiedo a te se effettivamente ha ragione Mauro dicendo non bisogna dargli troppa responsabilità, oppure se secondo te è già pronto, magari non da subito, però Ti in un dico, percorso di crescita. a me ha sorpreso, perché comunque dalla B alla A è un bel salto. In più impattare come ha impattato lui, ricordiamoci che la prima titolare ha fatto una partita incredibile e già lì in casa non era facile. Poi si è Vero. riconfermato con gol anche, quindi secondo me ha tutte le carte in regola per fare bene perché poi è devoto al sacrificio, all'aiutare i compagni, all'aiutare la squadra. In più, se trova il gol in modo più frequente, sicuramente può essere molto vantaggioso ovviamente per il Cagliari. Sì, non diamogli le pressioni, comunque sia, ricordiamoci che è un ragazzo, tra virgolette, giovane, quindi anche per la Serie A il primo anno e sappiamo quanto sia tosta. Però secondo me col giusto impiego può prendere sempre più fiducia e può essere una sorpresa del Cagliari. Luca? Invece ti chiedo su Kilixoi che idea ti sei fatto, nel senso che l'abbiamo visto praticamente niente, Pochissimo, però sì, in Coppa Italia. esatto, tanti rumors che poi era anche è entrato bene, bello voglioso, sia su di lui sia su Sebastiano Esposito, che comunque sappiamo il valore che può avere Sebastiano Esposito, però tu sai bene che un attaccante deve anche segnare. Sì, sul primo l'ho visto una parte in Coppa Italia, tra l'altro dello stadio, ho visto delle doti tecniche importanti. Ovvio che l'attaccante ha bisogno di fiducia, ha bisogno di spazio per crescere e per sentirsi sempre più sicuro. Quindi sicuramente magari con un maggiore impiego potrà farci vedere delle buone cose. Per quanto riguarda Esposito, secondo me non è un attaccante dove ci possiamo aspettare una doppia cifra, perché comunque è un giocatore che gli piace tanto venire fuori, tanto legare il gioco tra attacco e centrocampo, riempie poco l'aria, quindi secondo me o il mister gli trova una posizione un po' più vicina alla porta, o se no, secondo me non sarà un giocatore da doppia cifra. Quindi a supporto della prima punta. Sì, sicuramente lui a supporto di Belotti era perfetto perché si stava integrando bene, veniva fuori, ha grande tecnica, ha grande lettura degli spazi da occupare, quindi sicuramente quel ruolo lì è perfetto per lui. Poi magari manca nel riempire l'area o nella zona di gol, anche se è stato anche sfortunato in alcune occasioni. Eh sì, a Lecce ha preso due Cioè, pali, quindi insomma. esatto, è arrivato lì, però gli è mancato quel pizzico di fortuna per iniziare magari a una sequenza di gol. Fra? No, c'è un commento di Traccata che dice: il nostro problema, specie per Zito, è che sbaglia spesso la scelta dopo che salta l'uomo. È un peccato perché farebbe bene prima in campo con noi e poi per le nostre tasche. Zito, sapete il bene che gli vogliamo e che gli voglio io in particolare, però lo vorrei bene da Andrea Cocco, sinceramente. Sì. Cioè, gli possiamo fare un Un Academy Special. no, cioè un corso Ah, c'è. intensivo, 30 ore, Andre, te lo mandiamo a Selargius per... Ah, certo, no, si scherza ovviamente certo. con Zito, però effettivamente l'impressione è quella che appunto proprio a lui manchi un po' quella lucidità, quella capacità di capire all'ultimo Il momento la momento, sì. scelta migliore da fare. E quindi ti chiedo, sia da attaccante che da formatore, in questo momento, cioè come si allena quella capacità? Cioè è innata, ce l'hai, la puoi sviluppare, oppure cioè, una volta che sei così, sei così? Allora, io sono dell'opinione che tutto si può migliorare.
quindi qualsiasi aspetto si può migliorare se uno magari ci lavora su. Per Zito ovviamente lui è un giocatore di grande corsa, di grande velocità, magari il dispendio di energie suo è importante, arriva magari nella zona di rifinitura con un po' di fatica e quindi fa fatica anche a prendere poi la scelta giusta. Ovviamente è un giocatore che ti spacca le partite, quando entra la partita in corso anche a Udine ha avuto la sua occasione, allunga le difese avversarie, crea spazi, quindi è un giocatore secondo me da utilizzare nella seconda parte della gara dove può fare bene, ti può creare superiorità magari con difese un po' stanche. Sicuramente poi il livello di scelte o ci può lavorare su e può stare magari più concentrato nella parte finale dell'azione, che determina alla fine il tutto. Luca? Vabbè, io in chiusura ti chiedo, abbiamo parlato dell'Academy, abbiamo parlato del Cagliari, parliamo di te, nel senso che il tuo obiettivo, visto che comunque stai partecipando al corso UEFA, è quello di intraprendere la carriera di allenatore. Questo è il tuo obiettivo? Sì, sicuramente questo è il mio obiettivo, è questo che mi piacerebbe fare. Poi bisogna avere tante cose, ovviamente. Io penso che l'opportunità, io aspetterò, ovviamente aspetto un'opportunità, ma nel frattempo mi preparo a questa opportunità perché bisogna prepararsi, bisogna essere pronti, bisogna aggiornarsi, bisogna studiare. Quindi in questo momento sto facendo questo in attesa che magari venga fuori qualcosa. Perfetto. Non ti Andrea, nego che anche allenare i l'ultimissima. ragazzi più Beh, giovani è una cosa che mi piacerebbe tanto. esatto, infatti. L'ultimissima sull'anno scorso, insomma, abbiamo parlato prima di Monastir, grazie anche al tuo rigore nella finale playoff, è arrivata poi la promozione storica in Serie D, buon inizio della squadra allenata da Marcello Angheredu, che poi ha perso domenica il derby col COS 2-3, insomma, in maniera abbastanza rocambolesca. Come vedi i tuoi ex compagni? Sì, ne sono rimasti pochi dall'anno scorso, però ho visto che è una squadra molto giovane e il mister sta facendo bene. Partito forte, non me l'aspettavo, non è facile, comunque sia la Serie D comunque è un campionato complicato perché comunque ci sono squadre attrezzate, squadre che spendono, giocatori esperti, quindi non è facile. Sicuramente il Monastir è una squadra molto giovane con qualche magari innesto di esperienza. Penso che per il momento devono essere molto molto contenti per il percorso che stanno facendo. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Va bene, Andre, grazie di Grazie essere a stato voi. con noi. Ti verremo a trovare sicuramente anche per l'Academy per raccontare bene quello che fate tu e Simone. L'invito ovviamente per tornare a Buongiorno 131 da qui alla fine della stagione, che tanto è lunga e ci sarà tanto da parlare e da discutere. Va bene? Grazie mille, grazie a voi. Grazie mille. Un abbraccio e in bocca al Giornata. lupo. Ciao, ciao. Ciao Andrea Ciao, Cocco. Ciao. ciao, ciao. Eccoci qua. Beh, un bel, no? Un Sì. bel passaggio anche tra presente, un po' di passato, ma anche tanto futuro. Interessante, no? La roba dell'Academy di È una cosa Andrea e interessante, Simone sì. è qualcosa che veramente vogliamo Ma penso che sia seguire. quello il procedimento, nel senso che è ovvio che tutto quello che è successo alla fine a livello nazionale dovevi per forza ritornare un po' alle origini, perché altrimenti non c'era più, diciamo, non c'erano più i risultati, non c'era più il divertimento, quindi bisogna ritornare un po' indietro. E su questo ne possiamo parlare con il nostro prossimo ospite, Assolutamente sì. che Facciamolo facciamo entrare. entrare. Eccoci qua. Buonasera. Buongiorno, buonasera. Io dico buongiorno capitano. Buongiorno, capitano, buongiorno che a tu sei il tutti. mio capitano. Come stai, Matte? Molto bene, grazie, molto bene. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, Matte. Stavamo Mancherà. parlando con Andrea Cocco. Ieri abbiamo avuto Mauro Esposito e stiamo parlando un po' dell'evoluzione del calcio. E ti chiedo da subito, quanto è cambiato il calcio rispetto a quando giocavi tu? Cioè, Beh, lo è cambiato. riconosci? Perché c'è un pallone.
È cambiato molto, però sai, sono discorsi che si fanno sempre, perché quando ho iniziato io a giocare, i più vecchi, diciamo, quelli che avevano appena smesso, dicevano com'è cambiato il calcio, quindi il calcio va avanti e siamo noi che dobbiamo stare un pochettino al passo coi tempi. Poi può piacere un po' di più, può piacere un po' di meno il calcio moderno, però questo è, insomma, non è che possiamo fare. Sicuramente è diventato un calcio un pochettino sicuramente più fisico rispetto a quello, al calcio dei miei tempi. Prima, anche se fisicamente non eri proprio al top, diciamo che non eri diciamo un atleta perfetto, ma avevi una grande tecnica, potevi giocare. Adesso solo la tecnica non è sufficiente per giocare ad alti livelli. È vero. Fra? No, vabbè, anche qui cosa dire a Matteo Villa, un altro dei giocatori di L'immenso quando Matteo ero Villa, primo bambino, commento. ragazzo, insomma, questi 2 giorni con gli ospiti sto rivivendo le belle emozioni passate, va detto, insomma, di quando appunto l'idea di fare il giornalista non era neanche minimamente in cantiere. No, Matteo, chiaramente ci saranno 1000 domande da fare sulla Marcord e le facciamo dopo, perché ci piace sempre chiudere poi con i bei ricordi, e ce ne sono tanti quando, insomma, nella tua carriera rossoblù. Parlando proprio di oggi, dell'attualità fondamentalmente, il Cagliari di Fabio Pisacane, difensore come te, tra l'altro nella sua carriera da calciatore è partito molto bene. Ti aspettavi anche tu un inizio così performante? No, direi di no, perché comunque l'andamento della squadra è andata oltre le più rosee aspettative. Probabilmente molto bravo Pisacane, che è alla sua prima esperienza in Serie A, anche se aveva già fatto vedere di essere un ottimo allenatore nella primavera del Cagliari, però sai, quando è la prima volta che ti confronti con un palcoscenico così importante, ci sono un po' di dubbi, e invece sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Io ho sentito anche, io lavoro per l'Inter, quindi ogni tanto parliamo in generale anche di allenatori, e comunque si parla molto molto bene. Si parla molto bene sia a livello tecnico-tattico, ma anche a livello di gestione del gruppo, quindi ha tutti i requisiti per diventare un ottimo allenatore. Luca? Proprio sul discorso dell'allenatore, tu anche collabori con l'Inter, quindi conoscerai sicuramente bene Sebastiano Esposito. Qui è un giocatore che è arrivato, un giocatore sicuramente tecnico, un giocatore che può fare quello step in più in una città come Cagliari. Tu hai conosciuto Cagliari in un altro periodo, è vero, però sai bene quanto la gente sia attaccata alla squadra, quanto la regione sia attaccata alla squadra, e magari a Cagliari può trovare il giusto ambiente per diventare quel giocatore che magari ci sono tante aspettative su di lui, e anche sul fratello ovviamente, però noi parliamo di Sebastiano Esposito perché veste la maglia del Cagliari. Direi proprio di sì. Allora, Sebastiano ha delle doti tecniche incredibili e anche delle doti fisiche importanti. Ha già dimostrato di poter stare in Serie A e di fare bene. Io penso che Cagliari, per un ragazzo ancora giovane come lo è stata per me, sia la piazza ideale per poter crescere e per poter dimostrare tutto il suo valore. Ne sono convinto, e lo farà vedere, anche se in alcuni sprazzi l'ha già fatto vedere, però lo farà vedere sicuramente tra poco. Fra? Sì, no, io invece con Matteo voglio approfittare, non voglio essere banale, però di parlare di difensori, perché credo che insomma ci possa dare il tuo parere più che qualificato. Quest'anno il Cagliari ha una coppia di difensori che è la stessa dell'anno scorso, ovvero formata da Jeremina e Sebastiano Luperto, ma ci si stanno affacciando anche 2 nuovi giocatori arrivati dall'estero come Zé Pedro e Rodriguez, che ancora in realtà non si è ancora visto. Si parla tanto di difesa 4, difesa 5/3, insomma, che dir si voglia, che non piace tanto ai tifosi. Che idea ti sei fatto tu invece sul reparto difensivo del Cagliari?
Ma penso che lo stia dimostrando. Adesso i nuovi io non li conosco, però Anche noi insomma, poco, va detto. quindi per quanto riguarda Luperto e Mina hanno dimostrato di essere due ottimi difensori e l'hanno dimostrato l'anno scorso, lo stanno dimostrando quest'anno. Io non dimenticherei anche il portiere, perché mi sembra che il portiere in questo momento stia facendo veramente la differenza, quindi è importante anche quello. So che ci sono anche non delle trattative, degli interessamenti da parte di club di prima fascia nei confronti di Caprile, e quindi penso che tutto il pacchetto sia un pacchetto ben assimilato, ben compatto. Matteo, ci sono diversi commenti, quindi adesso li passiamo in rassegna, ovviamente ti salutano. Tra l'altro ti dico, si tiene benissimo, beato lui, quindi questo assolutamente un complimento a grande Matteo Villa, la storia del Cagliari. Vabbè, dopo Ciccio Esposito che abbiamo avuto ieri, anche Matteo Villa, ora piango, insomma, ti ricordano tutti alla grande. Mi state riportando alla mia infanzia, grande capitano. Villa, il miglior difensore della storia del Cagliari insieme ad Astori e Baldizzone. E poi grande Matteo, il mio primo capitano da tifoso del Cagliari. A proposito dei giocatori tecnici, ci dici due parole su Fabian O'Neill? Beh, Eh. adesso piango io purtroppo. No, era un giocatore straordinario, penso uno dei più forti con i quali forse lui e Francescoli, Matteoli Mamma mia. sono stati i giocatori con i più forti con i quali abbia mai giocato. Fabian, oltre ad avere una tecnica incredibile, aveva anche una forza fisica allucinante, e a Cagliari ha dimostrato tutto il suo potenziale. Secondo me alla Juve aveva iniziato a dimostrarlo nei primi 2 mesi in cui era stato, poi purtroppo ha avuto un infortunio, un problema, e da lì è stata un po' una parabola discendente in tutto, insomma, nel calcio e nella vita, e questo mi commuove, mi dispiace, perché veramente è un ragazzo straordinario, un cuore grandissimo, ha sempre cercato di aiutare tutti. Forse nell'ultima parte della sua vita avrebbe meritato che qualcuno in più l'avesse capito e l'avesse aiutato. Forse, però questo è, insomma, è stato un grande dispiacere quello che è successo. Assolutamente, assolutamente. Prima di Cioè, tornare alla Marcord, c'è la domanda appunto da difensore che fa traccada a eccola qua, Matteo. sì, Vai, vai. esatto. Allora, da ex difensore cosa ne pensa degli errori di costruzione che talvolta capitano ai difensori del Cagliari? È qualcosa che dipende dalla qualità dei giocatori o è un problema di sistema di gioco? E poi prosegue, dov'era? Eccolo qui, intendo chiedere, aspetta, se è un qualcosa che si può risolvere col tempo o seppure è un difetto che ci porteremo avanti per tutto il campionato. Ma sai, nell'ultimo periodo storico del calcio, quindi negli ultimi 7-8 anni, da quando c'è stato il guardiolismo, diciamo, si è iniziato a voler fare questa costruzione dal basso, che per molti anni ha dato dei grandi frutti. Quando giocavo io non esisteva la costruzione dal basso, veniva il centrocampista, facevi il passaggio più corto possibile, gli davi al centrocampista e il tuo compito era finito. Adesso per i difensori è un pochettino più complicato, anche perché le squadre avversarie hanno trovato comunque il sistema per contrapporsi a questo, cioè vengono a prenderti quasi sempre uomo su uomo in avanti, e quindi per i difensori diventa sempre più difficile poter costruire dal basso, quindi bisogna trovare il giusto compromesso tra costruzione dal basso e magari anche un attacco diretto alla profondità. Quindi diciamo che fino a 3-4 anni fa la costruzione dal basso era veramente la panacea di tutti i mali, nel senso che era perfetta. Adesso il calcio sta ancora un pochettino cambiando, giusto costruire dal basso, ma probabilmente senza farlo in maniera esasperata. Per quanto riguarda i difensori, non sono solo i difensori del Cagliari ad aver problemi nella costruzione, ma non è che hanno problemi.
e più che altro il fatto che le altre squadre oramai sono organizzate a contrapporsi a questo metodo di gioco, quindi diventa complicato ogni tanto se magari su 10 uscite 9 vengono bene e una viene male, quella che viene male è eclatante perché magari poi da quell'uscita lì sbagliata prendi gol. Però sono filosofie di gioco che secondo me se un allenatore ci crede è giusto portare avanti, ci sono tanti allenatori che ci credono, quindi è giusto portarle avanti. Ai miei tempi era una cosa che era impensabile. Cioè io ho fatto in tempo a giocare addirittura ancora quando si poteva fare il passaggio indietro al portiere, quindi il portiere Tirare la mano. la poteva prendere con le mani ed era un calcio totalmente diverso. Cioè, se vincevi il primo tempo 1-0, il Melina. secondo tempo era tutto un passaggio indietro al portiere con i tifosi che esultavano sul passaggio indietro al portiere, quindi era una cosa spettacolare, no? Quindi, Bellissima. È un po' cambiato anche da quel punto di sì. vista. Ogni tanto guardo su YouTube qualche partita, qualche spezzone di partita appunto degli anni 70, 80 e primi anni 90. Effettivamente è totalmente un altro sport, cioè si facevano cose direi. che oggi sarebbero impensabili. E c'è il commento, l'ultimo di Davide, che dice poi 2 punti a vittoria, il pari era oro, ed è proprio così, cioè leggevo... Aspetta, gli è arrivato qualche chiamata. Esatto, sì, no, leggevo da poco un passaggio sulla una battuta di Mazzone che diceva nel primo anno in cui la vittoria passò dai 2 ai 3 punti, diceva prima il pareggio era una mezza vittoria, ora il pareggio è una mezza sconfitta, perché a seconda di come è andata la partita, di come sta andando il campionato, di quelle che sono poi anche le situazioni generali, effettivamente, cioè, tu prima per la vittoria, per mettere in campo una vittoria, dovevi fare uno sforzo incredibile per avere 2 punti. Col pareggio la gestione, insomma, ti permetteva di fare questo. Comunque, continuiamo a parlare di quel Cagliari meraviglioso, Matteo, perché insomma, ripeto, a te, io se penso a Matteo Villa ripenso ovviamente, a parte la prima figurina 91-92, Cagliari 91-92, questo giovanotto, perché all'epoca eri veramente un bambino, ragazzo, un bambino che viene dal nord e si ritrova a Cagliari. Che quella era la Esatto. prima sensazione, ecco. Perché io ti dirò la verità, io sono venuto a Cagliari con grande entusiasmo, quindi per me era il primo anno di Serie A, quindi venivo soprattutto perché era il primo anno di Serie A, poi già dopo 2 mesi io della città, dei tifosi ero innamorato perso, quindi tant'è che dopo 10 anni mi hanno dovuto cacciare via da Cagliari, perché se no io sarei rimasto vita natural durante, quindi mi manca anche adesso mi manca tantissimo. Comunque sto progettando insieme a mia moglie di ritornare comunque a vivere a Cagliari nel più breve tempo possibile, perché oramai gli anni incominciano ad andare avanti e comunque la voglia di tornare e di vivere nella città che comunque è stata la nostra città. I miei 2 figli sono nati a Cagliari, quindi i ricordi più belli della mia vita sono tutti legati a Cagliari, e quindi i miei amici più importanti sono a Cagliari, e quindi mi piacerebbe veramente tornare a vivere nel più breve tempo possibile. bello, Fra. Era un Cagliari quello, hai detto, prima hai citato Francescoli, hai citato Matteoli, Mario Ielpo, Fonseca, Mario Ielpo, Firicano, Bisoli, ce n'erano. Quel Cagliari adesso in Serie A dove arriverebbe secondo te? Cioè quel Cagliari che in quel periodo lottava per la salvezza, col livello attuale, secondo te sarebbe in conference almeno ogni anno? Cioè giocatori come quelli, ragazzi. Insomma, erano giocatori straordinari, però in generale la Serie A aveva giocatori straordinari in quel momento lì, nel senso che io facevo il difensore e ogni domenica, sia che tu giocavi con la Cremonese, con l'Udinese, col Parma, avevi sempre da marcare dei giocatori straordinari, quindi era veramente il momento in cui in Serie A c'erano i giocatori più forti del mondo, ed erano soprattutto giocatori offensivi,
quindi per noi difensori era un dramma ogni domenica, cioè dovevi fare il segno della croce ogni domenica sperando che andava bene e via. No, era una Serie A straordinaria, no? Adesso è ancora bella, però logicamente la Serie A di quel tempo la puoi paragonare alla Premier League di adesso, insomma, per la caratura dei giocatori che c'erano. quello tecnico, Forse sì. non so se per la spettacolarità del gioco, non lo so, però per la caratura dei giocatori che c'erano sicuramente è così. Vero. Sì, tra l'altro io in questo periodo sto leggendo, mi sono recuperato alcune annate del Guerin sportivo di quegli anni là, no? Quindi 90, 91, 92, bla bla bla. E quindi nel 92-93 c'è la Fiorentina con Effenberg, Battistuta, Brian Laudrup, Baiano, alcuni altri difensori, cioè giocatori veramente importanti, che retrocede in Serie B, cioè una cosa incredibile. All'inizio della stagione, siccome sono ancora all'inizio della stagione, sto leggendo quel periodo, sembrava dovesse vincere lo scudetto addirittura. Fiorentina anti-Milan, che poi era il Milan di cappello di Papen, vabbè, ovviamente Van Basten, Gullit, Rai, insomma un livello allucinante. Poi dice, tutti dicono, oramai siete vecchi, pensate soltanto a quando eravate ragazzini e via dicendo, però la verità, Matteo, è che quello era un livello della Serie A Bellissimo. che oggi non sarà più raggiungibile. Cioè, se ieri, o meglio in questi giorni, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, dice in maniera chiara, netta, di fronte ai microfoni, la Serie A è un campionato di passaggio in cui arrivano i giocatori in fase calante, non in fase di crescita o nel picco della propria carriera. Cioè, non siamo noi che siamo boomer. Cioè, se lo dice No. il presidente dell'Inter, insomma, vuol dire No, che è così. Sì, direi che ha ragioni, cioè, è la realtà dei fatti, poi dopo nei prossimi anni non so cosa potrà succedere, però la realtà dei fatti è che c'è anche troppa differenza economica tra quello che può essere la Premier League e quello che può essere la Serie A adesso, no? E questo comporta veramente che i giocatori più importanti vadano in Premier League o vadano al Paris Saint-Germain, tant'è che non so, se tu vedi una partita del Paris Saint-Germain, poi abbiamo visto la finale di Champions League, e vedi che ci sono dei giocatori straordinari, dei giocatori che obiettivamente in Italia non abbiamo, e questo è la realtà delle cose, non è che possiamo dirlo. Poi dopo, se tra un po' di anni si riuscirà magari a impostare delle situazioni che permetteranno ai grossi campioni, ai grandi campioni di venire ancora in Serie A, io lo spero vivamente. Però in questo momento per i grandi campioni è sempre un ottimo campionato la Serie A, perché per l'amor di Dio è sempre un ottimo campionato, Certo. con delle squadre importanti, con delle partite interessanti, però i grandissimi giocatori preferiscono altre soluzioni adesso alla Serie A, ma è una realtà. Addirittura se vanno a giocare nei campionati tipo l'Arabia, Dubai e quant'altro, pur di guadagnare, ti fa anche capire che effettivamente poi perché un giocatore, cioè in Serie A non ci sono tanti soldi sicuramente come era prima, c'è un livello alto ma non altissimo, cioè effettivamente perché un giocatore deve venire in Serie A? Così, giusto per, Sì, giusto per poi dire. dopo Cioè, oramai è diventata un po' così la sì, situazione. diciamo che poi quella dell'Arabia è un po' una scelta di vita, insomma, è logico che E però ora vanno rinunciare, anche i giovani, però, capito? sì, no, infatti no, stavo Rispetto a dicendo, prima, quello è no, il rinunciare cambio a di... tanti soldi probabilmente per loro è difficile. Io quando giocavo, però adesso mi sembra di sentir parlare quelli che i vecchi che parlavano quando giocavo io, adesso non voglio essere così esagerato, però piuttosto che andare in Arabia a straguadagnare, se hai la possibilità in Serie A di guadagnare bene e guadagni soldi che ti permettono di fare una vita dignitosa, di vivere bene, non trovo questa grandissima voglia di andare in Arabia, insomma. È un conto se guadagni 100 e in Arabia guadagni 100.000 euro, in Arabia guadagni 10 milioni, allora è un conto, ma se guadagni 5 milioni e in Arabia ne guadagni 10, anche con 5 milioni stai bene lo stesso, quindi stai in Italia, questo è Direi un po' di il sì, discorso. Sì. E questo è un po' il discorso, no? Ma adesso parlo di cifre così buttate a caso. Certo, Sì, Ma certo. era per No, ma far è chiaro passare il quel concetto concetto, lì, è esatto. chiaro il concetto, è chiaro assolutamente
il concetto. Vabbè, vedremo, speriamo di insomma, che anche a livello di Serie A qualcosa possa tornare, magari non ai fasti degli anni 90, però ecco, almeno gli anni 2000, dai, diciamo così, i primi anni 2000, quando ancora la Serie A era un campionato che attraeva anche top player da tutto il mondo. Stiamo vedendo, grazie alle figurine, Matteo, stiamo facendo un po' l'excursus anche della tua carriera al Cagliari. Abbiamo parlato di O'Neill prima, di Francesco, di Matteoli, Roberto Muzzi, che compagno di squadra era, che ora fa parte del Cagliari in maniera organica, Ma sai, Roberto, perché è un dirigente. praticamente io e Roberto eravamo inseparabili quando eravamo a Cagliari, abitavamo nello stesso palazzo, uno di fronte all'altro, quindi porta a porta, quindi praticamente quando è arrivato Roberto è diventato, allora non c'era più Gianfranco Matteoli perché era andato via, poi dopo era rientrato come responsabile del settore giovanile. E quindi Roberto è diventato il mio migliore amico. Sono veramente, adesso lo sento un po' meno, però sono veramente contento che Roberto lavori nel Cagliari, perché secondo me il Cagliari ha bisogno di gente che ama il Cagliari, ha bisogno di gente che lavori non nel Cagliari, ma che ama il Cagliari. E per amare il Cagliari bisogna esserci passati. Se uno c'è passato, se uno è stato un po' di anni a Cagliari, sa cosa vuol dire la società Cagliari, sa cosa vuol dire la città Cagliari, sa cosa vuol dire la Sardegna, e quindi uno che ha provato queste emozioni, se poi torna in un secondo momento a lavorare nel Cagliari, sono sicuro al 100% che farà di tutto per il bene del Cagliari, e questa è una cosa fondamentale. Vero. Luchettino? Verissimo. C'è un sacco di domande, ovviamente. Sì, poi ci sono Matteo, 1500 commenti. domande. Allora, vedi, Bilancizio ci dice: quanto gasava questa maglia Umbra? A proposito, se Villa ha una maglia che gli sta scomoda dentro l'armadio di quel periodo, io uno spazietto lo trovo. Sono Bellissimo. maglie mitiche quelle. Quelle maglie del Cagliari ce le ho tutte di ogni Ma ci annata, credo. però le Beh. custodisco gelosamente. Ci credo. Allora, poi in Giustamente. senso ironico, ovviamente, Matteo, quanto paura provavi quando giocavi con Pascolo alle spalle? E mi ha giocato talmente poco. Ma pensa che la storia di Pascolo è una cosa strana, perché lui comunque era il portiere intanto della nazionale svizzera. Svizzera, quindi, certo. esatto. Quindi lui viene in ritiro, il primo anno viene in ritiro, e tutti noi diciamo: mamma mia quanto è forte, tutta la squadra dice: mamma mia quanto è forte questo portiere, perché faceva delle cose in allenamento che erano eccezionali. Poi dopo ebbe un infortunio, e da quell'infortunio lì tornò suo fratello, non so perché non era più lui. Non era più lui, e quindi, ma poi ha giocato anche poco, perché mi sembra che ha giocato 5, 6, 7 partite, poi dopo era rimasto in panchina. Sì, venne prima Sabat e poi Sterkel arrivò sul mercato. Esatto. Sul mercato invernale, perché poi in realtà era novembre, all'epoca si faceva anche Era il mercato novembre, sì. di riparazione. Vabbè, si giocavano altri tutti tempi. insieme, le partite tutte in contemporanea, insomma. Però io voglio chiederti un ricordo, ce ne sono tanti ovviamente a Cagliari, però io penso che l'anno della Coppa UEFA abbia un valore, posso dire, diverso. Io che ero tifoso, e quindi vedere il Cagliari in televisione, in Europa, che andava a vincere a Torino con la Juve, con l'Inter, vabbè. Però alla fine ci credevate a vincere quella competizione. Era il Guarda, penultimo scalino. è stato il più bel campionato della mia carriera sicuramente, ma anche la più grande delusione della mia carriera, anche se poi obiettivamente arrivare in semifinale, se ce l'avessero detto all'inizio della competizione avremmo detto di sì, però ho provato delle emozioni allucinanti, ho provato a Malin, quando siamo andati a giocare a Malin in Belgio, Un freddo un freddo impressionante, la gente a fine partita, i sardi che vivevano a Malin che piangevano perché dicevano: qui ci trattano male e da domani sarà un'altra cosa. E quindi sono cose che mi fanno venire ancora la pelle d'oca adesso che le ripenso. A Torino la stessa cosa, a Torino cioè
erano più i tifosi sardi allo stadio che i tifosi della Juventus, era una cosa allucinante, quindi è stata una cosa meravigliosa, meravigliosa. Purtroppo pagata poi nell'ultima partita con l'Inter, in cui abbiamo perso 3-0 e vabbè, e doveva andare così, è andata così, è andata male purtroppo, anche Però perché sarebbe stato probabilmente l'anno giusto per vincerlo, perché poi in finale l'Inter andò col Casino di deve fare il Salisburgo, Palburgo, esatto. voglio dire, e non era il Barcellona, e non era il Real Madrid, quindi avremmo potuto e saremmo diventati la storia insieme ai giocatori che hanno vinto lo scudetto, saremmo diventati la storia del Cagliari, la storia della Sardegna, la storia di tutti, quindi quella è una cosa che comunque tutte le volte che ci incontriamo con gli ex giocatori di quella squadra lì, con Gianfranco, con Matteoli, con Vittorio Pucetto, con tutti, Sì, sì. ne riparliamo sempre con tanta gioia, ma poi con un pizzico di rammarico. Comunque, Beh, quell'annata vi ha fatto entrare nella storia, esatto, perché di è quello sto per fatto dire. siete il primo Cagliari dopo i Lo mitici, scu- cioè dopo il esatto. mito totale dello Esatto. scudetto, quindi Assolutamente. insomma, Pensa se avessimo messo la ciliegina sulla torta. vero? Sì, sì. È vero, è vero. No, però hai detto una cosa, hai detto quella è la più grande delusione della mia carriera, anche più della retrocessione dello spareggio del 96-97. Mm. No, non più, perché quella lì è stata un'annata che io ho vissuto già, ero capitano penso da 2 o 3 anni, e la cosa bella del capitano o brutta è che quando vinci gioisci il doppio e quando perdi invece Soffri paghi il triplo. doppio, soffri il triplo. E quella stagione lì è stata veramente devastante perché retrocedere, praticamente a gennaio, febbraio eravamo retrocessi ed è stata una retrocessione devastante che ha lasciato strascichi in me anche nella stagione successiva, nel senso che è un conto retrocedere, sai, retrocedi come magari sei retrocesso nello spareggio col Piacenza e vabbè, lì retrocedi, però te la sei giocata fino alla fine e quindi va male una partita, ci può stare, ti dispiace tantissimo, però hai una forza dentro di te per l'anno successivo per spostare i muri. Retrocedere come quella stagione lì, no, è stata una cosa particolarmente pesante. Anche i tifosi se lo ricordano benissimo Ci credo. quell'annata. Rimane Però forse il punto più basso, forse. Togliendo chiaramente gli anni della Serie C, perché 20.000 sardi lì a Napoli, al di là di tutto quello che è successo intorno, però io ricordo perché ero presente in quella partita, insomma, forse quando parli con un ex giocatore che ha giocato quella partita, dicono sempre, l'abbiamo giocata troppo tardi. Sono passate quelle 2 settimane che forse hanno cambiato un po', c'era un gran caldo, No. c'erano tante situazioni particolari. Però il Cagliari era favorito contro il Piacenza in quella partita. Esatto, arrivavamo da favoriti e quindi non lo so. Io non ho giocato quella partita perché ero stato espulso 2 giornate Sì, prima, sì, sì. però veramente è stata una partita strana. Il Piacenza ha meritato sicuramente di vincere, perché ha meritato di vincere, però è vero che forse noi l'abbiamo giocata troppo prima, l'abbiamo giocata mentalmente, dico. Mentalmente siamo arrivati cotti perché pensavamo di vincerla e invece... Ma è la stessa cosa che un pochettino anche è successa nella semifinale con l'Inter, perché noi con la semifinale con l'Inter facciamo 4 giorni di ritiro in centro a Milano, 4 giorni pesanti, 4 giorni in cui pensi solo alla partita. Alcune volte liberare la testa invece che è decisamente meglio. E anche con l'Inter, non dico che avevamo i favori del pronostico, perché avevamo vinto 3-2 a Cagliari e quindi bastava 1-0 all'Inter per passare. Però l'Inter di quell'anno lì, che era un Inter che viaggiava nei bassi fondi della classifica anche lei, era comunque battibile. Poi tu venivi da aver comunque buttato fuori la Juve e
era una cosa in cui tutti noi credevamo, cioè ci credevamo, però anche lì forse un po' troppa pesantezza, un po' troppo, l'abbiamo giocata anche lì mentalmente troppe volte prima della partita. Vabbè, e ci sta, cioè sono eventi, non sono partite così, sono eventi, quindi ci E sta anche anche la perché carica poi emotiva. obiettivamente per il Cagliari era l'evento principale della storia del Cagliari dopo lo scudetto. Per l'Inter sì, vabbè, era una stagione andata male se perdeva, quindi la stagione dopo si sarebbe rifatto. Il Cagliari penso che prima di poter arrivare in un'altra semifinale di Coppa UEFA sapevamo che noi, almeno noi come giocatori, non l'avremmo più avuta quella possibilità lì. Poi dopo se magari in futuro ci sarà la possibilità, ben venga, ma noi di quella squadra lì sapevamo che era l'unica occasione che avevamo. Sì, ci sta. Altre domande, Luca? Allora, ci sono Quella di tanti Giuseppe. complimenti. Dove? Eccolo qua. Eccoti Giuseppe. Un altro gioiello era il primo Cagliari di Tabarez, tatticamente il più contemporaneo. Quanto ha copiato Gasperini dal maestro? Guarda, Tabarez è stato veramente un precursore di tempi, ha ragione È il nostro questo collega Giuseppe signore. Boi del Eh, Tirreno, che salutiamo. Ha ragione Assolutamente. perché in un periodo in cui l'allenatore italiano aveva la settimana tipo, cioè tu andavi al campo e sapevi che il martedì facevi quello, il mercoledì facevi quello, il giovedì facevi quello, quindi la settimana era praticamente tutto uguale. Tavares era uno che invece tutte le settimane cambiava tipologia di allenamenti, era uno che era già un precursore perché la preparazione fisica te la faceva fare anche col pallone o soprattutto col pallone, quindi i lavori a secco, i lavori di corsa a secco erano pochi e poi dopo tanti allenatori nel futuro dopo Tabarez hanno utilizzato questa tecnica, cioè di lavorare sempre più con la palla, anche i lavori fisici sempre più con la palla e meno a secco. Quindi era decisamente un precursore, a parte una persona di un'intelligenza e di un'umanità straordinaria, quindi veramente una persona splendida. E il mio grande dispiacere è stato poi dopo quando lui è ritornato e che è stato mandato via dopo poche giornate, quando secondo me se avessimo avuto, non se avessimo, se il presidente avesse avuto un pochettino più di pazienza, secondo me anche quell'anno lì ci saremmo tolti qualche soddisfazione, perché comunque era un allenatore veramente in gamba, vabbè, poi dopo la sua carriera l'ha anche dimostrato, perché poi è andato, voglio dire, è andato in Uruguay, è diventato il professore in assoluto della nazionale uruguayana, quindi È diventato un totem. sì, è Nello senso della diventato È il a livello maestro. probabilmente il più mondiale. grande allenatore della nazionale uruguayana, quindi, Sì. Sì, sì, sicuramente sul podio degli allenatori sudamericani, ma direi proprio tra i primi 10 del mondo di sempre, mi viene da dire senza esagerare. Salutiamo Robigara nel frattempo che ci saluta. Ci sono altre due domande, sempre Allora, sul c'era. discorso del passato, quella di Nicac e quella di Giampiero. Ecco che Nica si dice cosa non andò bene con Trapattoni. Troppe aspettative, sì, ricorda ancora la pubblicità nei pullman, il Cagliari con Trapattoni e poi... è stato proprio quello, troppe aspettative su Guarda, quel Cagliari lì perché poi dopo era un Cagliari che mi sembra che era 2 anni dopo la Coppa UEFA, mi sembra, esatto, 2 anni dopo la Coppa UEFA, quindi con l'arrivo di Trapattoni il Cagliari ritornerà in Coppa UEFA, ma l'anno della Coppa UEFA è stata una cosa, è stata un una tantum, è difficile ripeterlo, quindi troppe aspettative, tant'è che Trapattoni andò via quando noi in classifica eravamo messi, mi sembra, discretamente, non eravamo proprio messi malissimo. E quindi troppe aspettative, me li ricordo anch'io i pullman con la faccia di Mister Trapattoni, si torna in Coppa UEFA sì, sì. e quello lì è stato, perché poi dopo anche lui, voglio dire, è una persona straordinaria anche lui e mi dispiace che il suo unico esonero sia stato a Cagliari, questo è un dispiacere per me perché purtroppo una persona che ha dato così tanto al calcio, l'unico esonero che ha avuto è stato a Cagliari, mi dispiace perché comunque avrebbe meritato probabilmente qualcosa di più. Sì.
Forse quell'anno pagò lo scotto del passaggio, cioè la cessione di Deli Valdés, arriva Dario Silva, due attaccanti diversi, Dario che non riesce a segnare tanto sicuramente quanto era riuscito a fare Deli Valdés. Vero che c'era Oliveira, è vero che c'era Muzzi, però forse anche a livello di gioco immagino che insomma, Trapattoni aveva sempre giocato con altri tipi di attaccanti. Non so se poi quello possa essere anche una delle motivazioni. Comunque era un bel Cagliari anche quello, non è che stiamo parlando di chissà quale... No, ma il Cagliari dove ho giocato io sono sempre stati Cagliari forti, Cagliari importanti, cioè fatti da giocatori, ragazzi, che comunque penso che tante squadre di Serie A avrebbero voluto, ma tant'è che in quel periodo lì ogni anno il Cagliari faceva una cessione importante, cioè una cessione che comunque giocatori che andavano, non so, Olivera alla Fiorentina, Muzzi era andato all'Udinese quando l'Udinese era ancora, anche se avesse potuto secondo me andare in qualche altra squadra più importante, quindi Moriero prima andò all'Inter, quindi cioè, Cappioli andò alla Roma, cioè ogni anno c'era un giocatore importante che andava via da Cagliari e andava a giocare in una società importante, quindi erano tutte squadre fortissime. Con tanti super allenatori anche, possiamo dire. Direi di sì, con tanti super allenatori. Maestri. Non Sì. solo a livello sportivo, ma anche a livello umano. Sì, poi cioè, ricordiamo poi dopo non abbiamo ricordato Bruno Giorgi che era l'allenatore Infatti, della squadra della Coppa UEFA, ma cioè, lì parliamo di livelli di allenatori indipendentemente dal fatto tecnico-tattico che è importante per un giocatore, è importante sicuramente, ma a livello umano parliamo di persone di una qualità indescrivibile, cioè impressionante. Ma con qualsiasi persona tu parli, adesso non solo parlando con me, tu parli di Bruno Giorgio, con qualsiasi persona l'abbia conosciuto ed è è stata una persona straordinaria. Certo, Sì, sì. certo. Ma anche il rapporto con i tifosi era sempre disponibile, ti raccontava, sempre gentile. Era un signore, nel vero Era un senso della signore, parola. sì. Sì. Lui, Tavares, poi Mazzone aveva altre caratteristiche, però caspita, aveva altre caratteristiche, però riusciva a tirarti fuori quel qualcosa in più che poi dopo davi a domenica. Quindi sono tutti allenatori che sono stati straordinari, uno per un motivo, uno per l'altro, uno con delle caratteristiche, uno con delle altre caratteristiche, ma ragazzi parliamo del top dei top veramente. Matteo, una delle curiosità che io ho già da tempo, abbiamo detto prima, retrocessione 96-97, pronta risalita, una cavalcata allucinante l'anno dopo in Serie B, con Ventura, grandissima stagione 98-99, retrocessione 99-2000, nel 2001, cioè 2000-2001 il Cagliari viene fatto per risalire subito, inizia alla grande, poi si rompe qualcosa, cioè Bellotto, Materazzi, quella nata là. Cioè, cos'era successo? Ma io anche lì non lo so, forse c'è stata troppo fretta di cambiare. Bellotto mi sembra che andò via quando noi eravamo quinti in classifica a un punto dalla quarta, quindi qualcosa del genere. Io avrei continuato un po' con lui. A parte che io sono sempre stato dalla parte degli allenatori, quindi cioè, parlo un po' di parte, nel senso che tutte le volte che mi si chiedeva, che anche il presidente mi chiedeva dell'allenatore, io ero sempre dalla parte dell'allenatore, quindi Quindi poi aveva smesso di chiedertelo, perché tanto decideva probabilmente ha lui, smesso di chiederlo. direttamente Probabilmente ha smesso di chiederlo, perché comunque la risposta era sempre quella, quindi. Vista la storia, dico, cioè, Esatto. più che altro per quello. No, però avevo un rapporto probabilmente, non so, talmente bello con gli allenatori che avete citato, che anche se le cose non andavano bene, secondo me la mia idea era, cioè è giusto mandare via un allenatore quando vedi che la squadra non segue più l'allenatore, allora ci sta che se vedi che la squadra, non che non segue più perché quella lì è un'altra stupidaggine del calcio, voglio dire, quando se la squadra non ha più fiducia, perché ci può stare che la squadra non ha più fiducia nell'allenatore, perché magari vede che non fa le cose che dovrebbe fare, eccetera, allora in quel momento lì io sono d'accordo che si possa cambiare l'allenatore, ma se la squadra
è totalmente dalla parte dell'allenatore. Io ci penserei 2 volte prima di mandarlo via, no? Anche perché quello che arriva non lo conosci, non sai come si integra Si integra. Esatto, e quindi magari è peggio, alcune volte decisamente meglio, però ripeto, io valuterei, se fossi un presidente e devo prendere una decisione sull'allenatore, valuterei molto bene se la squadra lo sta seguendo o non lo sta seguendo. Ecco, quella è la cosa che guarderei. Assolutamente. Luca, e poi Allora, chiudiamo perché siamo sì, anche oggi sì, perché lunghissimi, ma sì, se ringraziamo qua tanto potremmo rimanere Matteo. ore con Sì, Matteo perché ci stai a sbloccando fare ricordi domande. di un Cagliari, c'è tanta voglia, lo sai, ma ci Ma adesso il mancherebbe. problema è che gli sbloccate anche me, poi io faccio una giornata di malinconia totale, capite? E quindi Anche noi, però, è la un verità è problema quella. grosso. La verità è Noi, quella. Quindi, noi ci saliamo che quantomeno una stasera alle sensazione 16 li andiamo a condivisa, dai. vedere. Almeno Allora, gli quello, almeno ultimissimi. quello. Allora, un saluto, vabbè, Roby, chiaramente, Matteo, grande capitano, ho avuto il grande piacere di giocarci insieme a voi dall'anno scorso, 2 anni fa. Ah sì, E grande. Guru invece chiede, il tuo compagno preferito negli anni, centrale, non terzini, e quello meno preferito, se ti va di dirlo, questo lo devi decidere tu. Luca Poi Di Leonardo. il nostro Giancarlo, caro Matteo, ci ricordi quel cagnone che ti spaventò nell'hotel di Bucarest? E questo è un altro ricordo sbloccato. Va Il bene. nostro collega Giancarlo Eh, Conacca che salutiamo. Vai tu da dove vuoi vabbè, iniziare e chiudiamo con questo. allora, i giocatori che praticamente io considero quasi miei fratelli sono Gianfranco Matteoli e Gianluca Festa e anche Vittorio Puscedo. Guarda caso sono 3 sardi, strano, ma è strano. E sono gli unici obiettivamente con i quali mi sento ancora costantemente, quindi sono i 3 che ricordo con maggiore affetto, ma non che ricordo, che vedo tuttora, e quindi sono veramente 3 persone con le quali vado d'accordo, sono i miei 3 migliori amici, quindi appena possiamo ci vediamo. Eh, Il discorso del cane di Bucarest? il cane di Bucarest è stato bellissimo perché Bruno Giorgi ci portò a Bucarest nella prima partita di Coppa Sì, UEFA. sì. Allora, era appena caduto Ceausescu, che era Vabbè, Sì, sì, dittatore. dittatore, esatto, il sì, sì. dittatore, quindi erano 2 o 3 anni che era caduto Ceausescu, quindi c'era un albergo bellissimo, però Giorgi in quell'albergo lì non volle andare perché secondo lui c'erano distrazioni, parliamo di distrazioni particolari, e allora ci portò in un albergaccio, veramente, in una vecchia residenza che era di Ceausescu, ma penso che era chiusa da 2 o 3 anni, quindi noi andammo in quell'albergo lì, improponibile. Penso che se lo proponi adesso ai giocatori di Serie A adesso, Ti fanno No, causa. no. esatto, non ci mettono piede. Io ero in camera con Vittorio, con Puceddu, e non so, alle 11 ho un po' di mal di testa e quindi volevo andare nella camera di Domenico Duri, che oltretutto mi fa piacere ricordare perché è stato Certo. una persona, anche questa straordinaria, un papà per me, perché io quando sono arrivato a Cagliari avevo 20 anni e lui mi è stato vicino, è stato veramente una persona straordinaria. Vabbè, a parte questo, quindi volevo andare in camera di Domenico per farmi dare qualcosa per il mal di testa. Ho aperto la porta della mia camera e ho trovato un pastore tedesco che era posizionato proprio ai piedi della porta e mi ha abbaiato, quindi io cosa ho fatto? Ho chiuso la porta, sono andato a letto e... No, tant'è che ti dico un'altra cosa di quella trasferta lì. Andammo in questo albergo qui e non era proprio pulitissimo, le lenzuola Ecco. non erano pulitissime, e io e Vittorio dormimmo con la tuta del Cagliari, il cappellino, le calze e i guanti per non toccare le lenzuola. Comunque, allora, va detta un'altra cosa, Matteo, che quella campagna europea, insomma, tra Bucarest, ma anche di Trabzon o Trebisonda, Sì, che dir si voglia, cioè, per esempio, i nostri colleghi che seguirono il Cagliari da giornalisti all'epoca raccontano di un albergo molto peggio di quello che hai detto tu, cioè con le blatte e i Sì, topi sì, sì. dentro la stanza, che avevano È dovuto vero. dormire
nella hall dell'hotel, anche lì tutti vestiti. È vero, è Invece, vero. Trabzon, Io mi per me, come ricordo fu? ancora, ho l'odore di petrolio nel naso dell'hotel di Trabzon. Non so per quale motivo, c'era un odore di petrolio impressionante. Forse contro le blatte per tenere Forse lontane. sì. Forse Per sì. toglierle. Meglio usare la nafta per tenere lontani gli animali indesiderati. Va bene, Matteo, grazie davvero per Grazie, Grazie a per voi, questa grazie a voi, ospitata. è stato un piacere. Anche per te vale l'invito che facciamo a tutti gli ospiti, cioè la stagione è lunga, quindi ci farebbe piacere riaverti, anche magari per tirare fuori altri aneddoti, stile questi ultimi, ma per parlare soprattutto del Cagliari e non soltanto. Quindi davvero grazie a Matteo Villa per essere stato con noi. Grazie E a voi, Grazie, grazie a tutti. Matteo. Quando Grazie volete davvero. mi fa solo piacere parlare del Cagliari. Anche a Grazie noi, mille. anche a noi. Grazie Grazie a davvero. voi. Grazie. Ciao, buona Ciao giornata. Matteo, buona Ciao, ciao, giornata. ciao a tutti, Ciao ciao a ciao. tutti. Ciao ciao, ciao ciao. Insomma, che bello. Ti Il senti tempo si è giovane fer- oggi, eh? Il tempo si è fermato. Ti sei sentito giovane? Questi aneddoti, sì, sì. Sì. Poi, E Roberto dice: immagino Vittorio Frastimando, adesso glielo ricordo. Sì, è vero, Ci starebbe è vero. un messaggio a Vittorio Pucetto, è vero, vero. Ma ti ricordi l'hotel di Bucarest? Sì. Tra Insomma, l'altro va adesso bene, mi è dai, tante venuta cose. un'idea che poi ti dirò. Va bene. Allora, ragazzi, grazie. anche oggi dovevamo chiudere alle 11. Sì. Credici, però bello, alle quando si aprono 13. così, Chiudiamo alle 13. Però quando si aprono così e sbloccano certi ricordi è bellissimo, ma poi anche gli utenti Certo, ovviamente è bellissimo. Queste Poi le cose faremo anche, belle. ovviamente, una puntata monografica su Luca Di Leonardo, ricordando le crociate, il Medioevo, insomma, ci saranno tante cose. Se volete proporre temi, ecco, anzi direi così Fai da bravo. la guerra dei 100 anni, ma tu con chi stavi? Luca? Queste cose così. Queste Io cose. io ho Ero fatto giovane, non ricordo. ho fatto al massimo Guelfi contro Ghibellini. Ah, vabbè, certo, ci sta. Scusa. Poi eri con Colombo, ricordiamo, nella spedizione nelle Americhe. Poi vabbè, cosa hai fatto? Hai fatto... E non si può dire. Non si Una può delle altre dire. cose non si possono dire, va Esatto, bene, come perché ti Matteo stanno ancora Villa, mi metto- cercando, tipo l'Inquisizione spagnola, cioè, sulle tue tracce. Va bene, ragazzi, fesseria a parte. Ultima Che belle puntata chiacchierate più settimanale. spesso. Ragazzi, Grazie, Marco. insomma, Noi ci facciamo- lavoriamo, Non Non lavoriamo pensiate che, Esatto. insomma, che non ci sia dietro un lavoro anche di ricerca ospiti di un certo tipo. Poi vi possiamo anche dire, molti ci dicono di no. In realtà molti no, sono un paio che al momento ci Sì. hanno detto di no. Qualcuno no, qualcuno vedremo. 4 o in seguito. 5 in realtà. 4 o 5. Quindi bisogna vedere. Noi ci lavoriamo. Questa è la sono dei promessa. no che poi in realtà sono dei no temporanei. quindi Sì, magari certo, da qui alla no, fine nessuno della- ha detto no, assolutamente, anzi, tutti molto contenti perché è ovvio che fa piacere anche a loro, è normale ricordare determinate situazioni, poi ricordiamolo sempre, questo magari forse negli ultimi anni si era quasi un po' perso, ma chi è stato a Cagliari, il ricordo ce l'ha sempre, più che positivo, avete visto anche Matteo che ha detto a Cagliari voglio ritornare a Cagliari, gli ex giocatori dello scudetto in quanti sono qua? C'è un motivo. Noi abbiamo la fortuna di avere una bella terra, quindi chi viene qua comunque è sempre stato trattato da re, parliamoci chiaramente, i tifosi comunque ogni volta lì ad applaudire, poi quelli erano anche altri tempi dove c'era ancora più il contatto, però è bello. Quindi andiamo avanti, visto che c'è anche la sosta, insomma abbiamo fatto fra questa settimana un po' più di ex perché comunque c'era il discorso della sosta e quindi c'era anche più possibilità di rimanere a parlare senza essere vincolati esclusivamente alle tematiche del campionato e ci sta comunque anche sbloccare certi ricordi anche per chi magari non li ha vissuti perché c'è stato un Cagliari in Coppa UEFA, un Cagliari che poteva vincere quella Coppa UEFA. Adesso te lo dico, non l'ho voluto dire con Matteo, i miei genitori mi avevano detto se il Cagliari va in finale di Coppa UEFA andrà in trasferta, era la mia prima trasferta, immagino come mi ricordo Inter Cagliari e qui ragazzi, possiamo chiudere che ti devo tutto. dire? Quindi Che ti devo dire? però bello.
Assolutamente. Va Allora, bene. ringraziamo tanto gli utenti, ringraziamo chi ci vedrà in differita, chi ci sentirà su Spotify e ovviamente per chi stasera vuol venire a parlare di Fantacalcio, c'è Fanta 131, parleremo più del campionato, chi puntare, chi scambiare, chi togliere, sosteneteci, questo non dimenticatelo mai perché noi cerchiamo sempre di dare il meglio. Ovviamente speriamo di riuscirci, noi sicuramente ci diamo il 100%, quindi lo vedete. Quindi almeno il like, il mi piace, seguite la pagina, per chi vuole poi abbonarsi al canale 0,99 è la base e avete la possibilità comunque di supportarci, di essere inseriti anche nel canale Telegram dove si sta creando Poi, una bella noi community. non ve lo chiediamo ogni secondo, ma Certo, se ci questo- sostenete ci date una grande mano, anche sì, perché insomma assolutamente. i tempi non sono esattamente floridi in generale, quindi insomma, visto che appunto, credo che il nostro supportateci, ecco. lavoro sia abbastanza facile da verificare, ecco, Sì. diciamo così, quindi insomma, vi Quando volete, aspettiamo. noi sapete, 131 e noi vi ringraziamo a prescindere ovviamente, perché chiaramente Certo. è bella anche l'interazione, anche oggi vi abbiamo visto belli presenti, chiaramente non siamo riusciti a leggere tutti, ragazzi, perché chiaramente ci sono anche dei tempi ed è giusto far parlare l'ospite, perché l'ospite è chiaramente il fulcro della trasmissione, ci mancherebbe. Noi siamo solo dei conduttori, io, poi c'è il direttore, qua c'è il direttore, quindi noi siamo degli umili mestieranti, si dice. Va bene? Possiamo andare, Fra, cosa dici? Totalmente. Tanto ci Sì, vediamo sì, stasera, quindi ci vediamo fra un paio d'ore. Esatto, no, sto cercando di capire come Come? è configurato il pomeriggio di oggi, semplicemente. Ecco. No, perché rientrare per le 7 e fare la trasmissione, no? Ma la faccio io, Ecco. la faccio io, vai sereno. Ma a prescindere dal fatto che la fai tu che non la fai, siamo insieme, quindi cambia poco, cioè, non è quello. Dici che, il che oggi discorso. i tempi tecnici di Proprio ritorno. Bravissimo. Il discorso è quello, perché poi Cagliari di fare in sé per sé la trasmissione, perché ti ripeto, oggi ci sono tranquillo, non ho nessun tipo di altro impegno, quindi ci sono. Non è quello, è proprio il discorso del tempo tecnico, cioè Sì, tra traffico, finire l'allenamento, rientrare e tutto, capisci che insomma, quello era solamente il discorso. Capito? Quindi sto cercando di capire un po' come fare. Esatto. Come quando fuori piove. Bravissimo. Vabbè. Va Ragazzi, bene? Perfetto, grazie a tutti, buona mattinata, Ciao, Nello. buona A serata dopo. e buon fine settimana. Noi ci Ciao, vediamo ragazzi. dopo, Fra. Sì, Andiamo tra l'altro di ci sigla. vediamo stasera e poi come dirette ci vediamo lunedì dopo stasera, Attenzione. E beh, venerdì, sabato e domenica È dirette non ce vero, ne sono. è vero, è vero. Ah no, ci sarà la Peri Torres, Ma io non ci sono. tu non ci sei, però nel senso è Certo. l'unica diretta perché sul Cagliari non faremo altre dirette. Perfetto. Va bene, benissimo, ciao. Va benissimo. Ciao a Arrivederci. tutti, ci vediamo lunedì con Buongiorno 131, ovviamente dalle 10. Ciao a tutti. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.